Il mio consiglio è di puntare tutto sulla qualità, per cui sempre un'ottima qualità e non puoi sbagliare. Tanti parlano sì, ma c'è il pesce così, il pesce così, però visto che dobbiamo fare un pranzo a casa, questa è una norma che noi nel nostro ristorante la adoperiamo sempre. Però proprio consiglio la qualità e il territorio, non voglio dire al chilometro zero perché è difficile il chilometro zero, però ecco sì, cose del nostro territorio e di qualità, e lì non puoi sbagliare. E un'altra regola che dico sempre io, il pesce va cucinato pochissimo, perché deve proprio, non voglio dire rimanere mezzo crudo, però deve avere quell'humor dentro, quel gusto che se lo cucini di più muore. Questa sera presenteremo una vellutata di finocchio con i gamberi, diciamo le mazzancolle per essere nella regione, e le mazzancolle di grado. Allora vengono cucinati a bagnomaria i finocchi con le patate. Dopo circa una quarantina di minuti, dipende un po' anche come vengono tagliati i finocchi e le patate, io le taglio molto fine per recuperare in tempo. È meglio cuocerle a bagnomaria, perché mantengono tutto il sapore dentro senza cucinare, disperdere tutto nell'acqua. Poi noi, quando sono cotte, con il bimbi, noi abbiamo il bimbi, o se no uno può fare anche con un mini pimer, li frulla con aggiungendo un po' di sale e dell'olio extravergine d'oliva. E aggiungendo un po', perché nella vaporiera bagnomaria io sotto ci metto le barbe dei finocchi, i pezzi di finocchio, così che l'acqua prenda un po' di gusto dal finocchio. Per cui quando facciamo col mini pimer aggiungiamo anche un po' d'acqua di cottura. Vediamo noi un po' la consistenza, lì uno deve anche vederla da solo. Fatta la vellutata, la teniamo a parte e cuociamo sempre le mazzancolle a bagnomaria per un paio di minuti, perché è meglio non cucinarle tanto tempo, direi, non so, 1 o 2 minuti al massimo, dipende anche dalla quantità delle mazzancolle che si cucina al vapore. Poi su una fondina aggiungo un mestolo di vellutata di finocchio e sopra ci adagio 3-4 gamberoni, dipende quanto uno decide di mettere. Noi in ristorante mettiamo 4 mazzancolle e le passo un po' di olio extravergine della nostra zona. Il secondo piatto che abbiamo pensato di fare, proprio perché essendo anche un pranzo di Natale, delle capesante, belle nostre nostrane qui sempre della zona di Grado, Chioggia, questa zona qui, che vengono fatte ai ferri, e poi io ci faccio una crema di patate al tartufo. Il tartufo nero, che abbiamo anche quello di Muzzana qui da noi. Oggi non ho quello, ho un altro tartufo nero e un tartufo estivo, uno scorzone che non è che costi neanche tanto. Per cui pulisco le capesante, diciamo che la casalinga che vorrà fare questo piatto se le può far già pulire in pescheria, gliele preparano già pulite. In una padella antiaderente le faccio passare al grill 1 minuto per parte e poi questo viene fatto all'ultimo momento. Prima mi preparo un semplicissimo purè, che tutte le donne sanno fare il purè in casa, per cui lesso le patate, anche gli uomini, lesso le patate, quando sono cucinate le scollo e poi a parte scaldo un po' di latte, diciamo anche lì io qui ho messo i pesi, però uno a casa deve vedere. Io mi metto un bicchiere di latte e 3-4 pezzi, diciamo, di burro, un mezzo etto di burro, lo scaldo, spasso le patate in una pirofila che le contenga e poi io non metto più a cucinare sul fuoco, butto il latte caldo, il burro e lo addenso con la frusta. Per ultimo ci metto dentro il tartufo, poi prendo il piatto, passo la crema sul piatto, griglio le capesante, 1 minuto per parte, quella procedura che avevamo parlato prima, e adagio sopra queste capesante e questo è il secondo piatto.
Il dolce che avevamo pensato di fare, sempre in tema di Natale, un tortino col cuore caldo di cioccolato, servito con una crema al cioccolato bianco e cioccolato fondente al 70%. Io qui non ho le dosi a mente, però abbiamo noi oggi nel corso di cucina c'è la ricetta con le dosi. Adesso sinceramente tutta la procedura non me la ricordo. Per cui facciamo questo tortino, lo inforniamo per una decina di minuti, lo mettiamo sempre nel piatto un po' di salsa e cioccolato bianco e sopra ci mettiamo il tortino.